Vuoi farci, qui uno sta a casa un weekend e vedi che casino che succede, ragazzi. Me lo dicono, Sammy Varin, ma dovresti farla anche il sabato, anche la domenica, anche di notte questa rassegna stampa per tenere a bada le notizie. Che cavolo è successo in questo weekend? Cerchiamo di capire insieme. Buongiorno Francesco, sveglio allerta, comincia a fare quasi caldo, quasi, non esageriamo, però usciamo di casa che c'è già un po' di luce, questo è bellissimo, siamo ormai verso la primavera. Buongiorno da Sammy Varin, alle 7:33 minuti primi, è lunedì 3 marzo 2025. Il buongiorno si sente dal Varin e naturalmente da questa rassegna stampa tra virgolette, come dico sempre, perché non siamo in grado di fare una rassegna stampa, non lo potremmo mai fare, non ci piace, ecco, siamo sinceri, non ci piace fare una rassegna stampa di quelle proprio tradizionali. E allora, nella nostra rassegna stampa, sì, perché lo deve essere, chiamarsi così almeno, 340 67 09 659. Questo è il numero riservato ai vostri messaggi, perché nella nostra rassegna stampa, tra virgolette, tra una notizia e l'altra trova molto spazio il collegamento con l'ascoltatore. Inviando un WhatsApp al 340 6709 659 direte la vostra su quanto sta accadendo in Italia e soprattutto nel mondo. Dopo le 9 avremo anche 4 chiacchiere in diretta telefonica allo 0292 94 7222. Ma già da ora, naturalmente, io saluto tutti coloro che resteranno con me per tutta la mattina o magari soltanto per qualche minuto. Ricordate che questa rassegna stampa poi la ritrovate sul podcast di Radio Libertà, www.radiolibertà.net, cliccando podcast ci sono tutte le trasmissioni che potete riascoltare e scaricarvi dove volete. Grazie anche a chi ci segue da casa sul canale 252 del televisore, in auto sulla banda DAB dell'autoradio, ovunque, certamente su YouTube e Facebook cercando Radio Libertà o addirittura sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con milioni di utenti in tutta Italia. Il buongiorno si sente dal Varin e partiamo subito. Che ansia, con l'ANSA, con l'agenzia ANSA, naturalmente, che per fortuna c'è stato la notte degli Oscar e quindi si può partire con qualcosa di diverso. Oscar ad Anora 5 statuette. Adrien Brody miglior attore, Mickey Madison miglior attrice, ok? L'opera di Sim Becker premiata come miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior montaggio. Oscar sfumato per Isabella Rossellini, Sig. La migliore attrice non protagonista è Zoe Saldana. Morgan Freeman rende omaggio a Gene Hackman, un gigante. Questo titolo principale dell'agenzia ANSA e subito sotto naturalmente il vertice a Londra sull'Ucraina, l'Europa per una pace giusta, e siamo ancora a questi termini, quindi vuol dire che non è cambiato niente. Zelensky, l'accordo sulle terre rare è pronto per essere firmato, quindi lui è pronto a ritornare da Trump? Cercheremo di capire, signori, oggi leggendo anche un po' di commenti, oltre ai vostri importantissimi, leggerò anche un po' di commenti dei giornaloni, di quelli un po' più di destra, di quelli un po' più di sinistra, di quelli importanti che non si sa se sono di destra o di sinistra, fanno finta. Cerchiamo anche di capire quale soluzione ci possa essere dopo la litigata di venerdì tra Trump e Zelensky, e alla quale abbiamo assistito tutti quanti aprendo la bocca, così, no? E chiaramente chiedo a voi ascoltatori, se ce l'avete già pronto, un commento al 340 6709 659, perché molto spesso i giornaloni dicono, ma è la gente quella che ci azzecca. Il Papa, come sta il Papa? Come sta il Papa? Perché non parlo più?
perché c'è qualcuno che dice che è morto. E io da giornalista non è che posso dire, scusa, adesso non sono un terrorista dell'informazione, però vi dico anche quello che si legge su alcuni siti da alcune parti. Lo posso dire, non è un'eresia, vuol dire allungargli la vita e ci mancherebbe altro. Qualcuno che dice che è morto, che oggi si saprà la notizia che è morto davvero, ok? Tanto per sapere dove si va a finire con le notizie. Invece vi dirò che ci sono delle buone notizie sullo suo stato di salute, leggendo ad esempio il Corriere della Sera di spalla: il Papa a messa, poi caffè e lettura, nessun segno dell'ultima crisi. Ma ci sono altri quotidiani, e se non erro è il quotidiano Il Tempo. Aspetta che ci vado subito, perché giustamente Sammy Varin ha detto che è morto, e diciamo non è così. Il Tempo di spalla mette l'intervista a Monsignor Paglia: la Chiesa è davanti a sfide epocali, e poi sentite qua: la malattia del Papa, messaggio per tutti. E questa è una cosa bella, perché abbiamo parlato proprio venerdì di sta cosa, insomma, che la moglie di Sammy Varin a tavola l'altra sera aveva detto: ma che cosa brutta però continuare a pregare per il Papa e non pregare per chi è malato e nessuno lo pensa, nessuno si occupa di lui, nessuno. Invece ecco, forse è stata colta anche questa cosa, ci hanno messo un po' questi pretoni, però pregare per il Papa deve essere pregare davvero per tutti coloro che si sentono soli, e lo sono davvero magari, coloro che sono malati e sanno di non avere una via di scampo purtroppo, e coloro che sono semplicemente anziani con le loro debolezze, le loro problematicità, quelle che abbiamo un po' tutti noi, che diventiamo sempre più grandi, sempre più vecchi, dolorini, doloroni, e a volte uno sta lì anche a guardare ogni dolorino, dolorone, quando invece magari se si distrae non ci pensa. Ecco, preghiamo anche per tutte queste persone, non soltanto per il Papa, ci siamo detti in questi giorni su Radio Libertà, e forse questo è stato colto da certi prelati. Ne parleremo. Intanto vorrei tuffarmi, sì dai, giustamente, diamo un'occhiata ai siti internet. Il Corriere apre naturalmente con gli Oscar, trionfo di Anora, 5 statuette, Adrien Brody rivince tra gli attori, paginoni, e poi Meloni scintille con Macron sul piano per Kiev. Troppa fretta, no a strappi con Trump. E anche qui, signori, vi chiedo subito, il domandone iniziale è: ma allora come ci comportiamo? Qui si parla anche che l'Europa deve riarmarsi, ce la dovremo cavare da soli. È impossibile, chiaramente impossibile, soprattutto se dobbiamo continuare a rifornire di armi ed altro l'Ucraina. Come facciamo con Trump? Come dobbiamo trattare Trump? Ecco, questa è una domandina che faccio a tutti voi, che abbiate 20 anni o che ne abbiate 90, forse magari a 90 anni mi sapete rispondere meglio. 340 6709 659. Nuovi e vecchi ascoltatori, rispondete a Sammy Varin su questo quesito molto importante. E gli USA fermano i cyberattacchi a Mosca. Com'è sta cosa? Trump sta diventando troppo amico di Putin e un po' meno dell'Europa? E la Cina che fine ha fatto? Che non è pervenuta. Vediamo Repubblica, anche qui Anora trionfa, 5 statuette, e subito sotto: asse tra Londra e Parigi, subito tregua di un mese in Ucraina, Starmer, bivio storico, e la foto che tutti abbracciano Zelensky. Ma voi Zelensky lo abbracciate o che gli fate? Che gli fate nel senso, come lo trattate? Qual è il vostro rapporto con Zelensky? 340 6709 659. Come ci siete rimasti venerdì pomeriggio quando avete visto quelle scene in diretta mondiale con Trump, Zelensky e che l'alter, che sembrava quasi prendessero in giro, insomma, il capo dell'Ucraina? Lo hanno bullizzato davvero?
340 6709 659. Chiaro che qui siamo uno step superiore, ora bisogna capire cosa si fa e soprattutto sostegno fino all'ultimo a Zelensky, ma ci sono anche delle stanchezze, mi pare, e noi italiani siamo quelli un po' della stanchezza, perché la Meloni mi sembra quella forse un po' più indecisa, dopo Salvini naturalmente, dopo Salvini, che leggeremo tra poco in un'intervista. Da dove parte Sammy Varin questa mattina? Voglio partire da un quotidiano che non vi aspettate, perché sapete che è cominciato il Ramadan, come non lo sapete addirittura, la mia comunità ha fatto gli auguri, a dire mia comunità, quella di Cassano Magnago in provincia di Varese dove vivo, addirittura ha fatto gli auguri a tutti i musulmani per il Ramadan. Chiaramente sono incazzati in parecchi, ma è una roba che si usa un po' da tutte le parti. Qui Capodanno cinese a Milano, scusa, non siete andati al Capodanno cinese a Milano? Ma i cinesi hanno i soldi, ma i musulmani ti possono avvelenare la pizza, sai com'è? No, fammi leggere il giornale che non ti aspetti, il Corriere del Ticino. Cazzo c'entra il Corriere del Vai in Svizzera, magari Sammy Varin, quotidiano indipendente della Svizzera italiana che si vede soltanto in Svizzera e appena qui all'interno in Italia, in provincia di Varese, magari di Como. Allora, titolo principale: l'Europa corre ai ripari. In seguito alla debacle nello studio Vale, i leader occidentali si sono riuniti a Londra per riaffermare il sostegno a Kiev. Francia e Regno Unito propongono una tregua limitata di un mese. E anche questa cosa qua della tregua comunque secondo me è una buona idea. Che ne pensate? 340 6709 659, inviatemi un messaggio WhatsApp, anche audio se volete, anche video, inquadrando la radiolina da cui esce la vocina di Sammy Varina. L'incontro-scontro di venerdì nello studio Vale tra Trump e Zelensky in pochi minuti ha ribaltato gli equilibri geopolitici lungo l'asse atlantico, e loro parlano così perché sono la Svizzera, se ne fottono, no? I leader europei, ma non solo, sono corsi ai ripari e ieri, in un vertice avvenuto a Londra, hanno ribadito il proprio sostegno a Kiev, ma anche la necessità di investire di più nella propria difesa e al contempo che il ruolo degli Stati Uniti resti comunque imprescindibile. Sullo sfondo i lavori di Francia e Regno Unito per un piano di pace che prevede una tregua limitata di un mese. Tutto ciò mentre negli USA l'amministrazione Trump ha rincarato la dose nei confronti di Zelensky, il quale dal canto suo non ha voluto scusarsi con l'omologo statunitense, ma ha tenuto aperta la porta del dialogo. Ne parliamo con l'esperto di politica americana Giampiero Gramaglia, oggi sul quotidiano Corriere del Ticino. Quindi il Sammy Varin andà in Svizzera per aprire la rassegna stampa, ma non mica per questo titolo. Per quello che c'è in mezzo, che mi ha fatto venire un colpo per un secondo esatto. Che cosa c'è in centropagina sul Corriere del Ticino? Chi mi sta guardando sul canale 252 in televisione e sui social l'ha già visto. Ramadan è un'edizione da record, e mi è venuto mezzo infarto. Dici vabbè che mi devo cambiare la valvola a fine mese, però adesso è un po' prestino. Ramadan è un'edizione da record. Quando sei addormentato, no? Ramadan, facciamo un non è Ramadan, Sammy, è Ramadan, che per noi italiani è una cosa. È il carnevale ticinese, ma non c'è, è il carnevale. Ma come cazzo lo chiamate? Dai, Ramadan, non è Ramadan, ok? Noi facciamo gli auguri a tutti i musulmani che ci fanno la pizza, non avvelenatecela, fatecela buona, ma non è il Ramadan, è il Ramadan. Il clima primaverile e la buona organizzazione stanno premiando il carnevale a Bellinzona. L'edizione numero 162 del Ramadan, destinata a entrare negli annali del carnevale di Bellinzona. Verrà superato il record di spettatori del 2023, ossia quasi 190.000. Oh, Ramadan.
sperando che si siano divertiti i vostri figli in giro per l'Italia con la mascherina. Sì, un po' ci si sono anche accoltellati, devo dire. Anche a Ivrea ho letto, anche a Ivrea. Approfittano della confusione, chiaramente. Bene, cioè male, e allora facciamo davvero questa rassegna stampa sul serio? La facciamo proprio? Parto dal Corriere quest'oggi, perché vi dicevo, voglio leggere anche qualche commento dei giornaloni, ma anche dei giornaletti, e che riguardi chiaramente ciò che è successo negli ultimi giorni quando Sammy Varin non c'era nel mondo. Il Corrierone della Sera apre con Kiev, il piano divide Meloni e Macron. Quindi vedi che sta Meloni vuole camminare un po' sul filo. Mi pare che lo scriva oggi il Fatto Quotidiano. La Meloni cammina sul filo. È il che ci piace abbastanza. Non so a voi, a me piace. Il presidente francese all'Italia sia al nostro fianco. La premier Meloni dice l'Occidente resti unito. Quindi l'Occidente deve restare unito tutti insieme, compresa l'America, a sostegno di Kiev. Però cazzo, pretendi troppo, Meloni. Vertice da Starmer, proposta Londra-Parigi, tregua di un mese, una coalizione di volenterosi per l'invio di truppe in Ucraina. Chi di voi è volenteroso? Chi vuole andare in Ucraina? Forza, alzate la mano! Come fa finta di niente? Francesco fa finta di lavorare, che l'alter che no, che se... non ci va nessuno! Dai, forza, chi va in Ucraina? Qui non c'è nessuno, non so da voi. Vi leggerò tra poco l'editoriale del direttore del Corriere, Luciano Fontana, che risponde a un lettore. La risposta a un lettore: Trump, schiaffi a Zelensky e sorrisi a Putin. Questo chiaramente è l'editoriale più, come si può dire, avete capito, ecco, cioè quello proprio che va a leccare. Più lecchino non si può, ma è giusto, ci deve stare anche questo. Cosa dobbiamo fare a questo punto perché questa guerra finisca, e soprattutto perché non ce la facciano pagare tutta quanta noi a questo punto. Ma anche il discorsetto che gli ha fatto Trump, insomma, oltre a questo poverino di Zelensky che c'ha tutta la sua Ucraina mezza distrutta, morta, eccetera, e adesso gli fai anche pagare le spese. E dico, ma Trump, ma sei cattivo. D'altronde Trump è un businessman e quindi non si fa nulla per nulla. E dici, ma anche noi forse, voi ci avete mai pensato cosa avevamo da guadagnarci nella guerra in Ucraina? Nulla, lo facciamo perché c'è stato un invasore, la Russia, e un paese invaso, l'Ucraina. Se poi andiamo a pensare perché questo è accaduto, lo so, poi vi traviate via, dopo la pensate come il Corriere. L'Europa riunita a Londra da Starmer abbraccia Zelensky, ok? Voi non lo sapevate, ma nel sonno avete abbracciato Zelensky. Sì, sempre con la sua tuta mimetica, assolutamente, ma il vestito bello ce l'ha da qualche parte, ce l'ha. Sul tavolo la difesa comune dell'Ucraina. Il primo ministro inglese, che con la Francia lavora a un accordo di pace e vuole la collaborazione degli USA, ha avuto un colloquio bilaterale con Meloni, poi ha annunciato fondi per 2 miliardi di euro destinati all'acquisto di 5.000 missili per la difesa di Kiev. Von der Leyen: riarmiamo l'Europa. Siete d'accordo di riarmare l'Europa? Punto di domanda. Quante domande che... no, oggi dovete essere attivi, ragazzi. Qui dobbiamo capire dove va, da che parte, con chi sta l'Italia. Tu dici, ma facciamo come al solito, un po' di qua, un po' di là, poi cambiamo idea, armiamoci e partite, va bene come... a me piace moltissimo, guarda. 340 6709 659, inviatemi un WhatsApp, anche voi nuovi ascoltatori, dai, parlo per cosa? Sto sprecando il mio fiato? Sì, tra poco vado appunto sull'editoriale
di Luciano Fontana, ma c'è anche di spalle certamente quello dell'AfD e della Germania, mappe strappate, scrive Goffredo Buccini, rievocando un'immagine delle recenti elezioni tedesche destinate a restarci negli occhi come un monito, la mappa della Germania spaccata a metà tra CDU e AfD, a ovest una democrazia matura, a est una riunificazione incompiuta. Per fortuna che c'è qualcuno anche che pensa ad altro, al minimo. Il Papa che sta meglio a messa, poi caffè e lettura, nessun segno dell'ultima crisi, non è morto come scrivono i gomblottisti, sta bene. Oh! Il data room, forse la cosa più interessante oggi sul quotidiano Il Corriere, sto scherzando. Il data room della Milena Gabanelli oggi ci racconta chi sono quelli di Temu. Che uno dice, ma chi è questo Temu? Perché non avete Instagram? Perché non guardate su Facebook? Temu appare da tutte le parti. Sì, praticamente qualunque cosa cerchiate su internet, se cercate un apriscatole, se cercate un registratore a bobine, dici, ma che cazzo è che registratore? Che ne so, io lo cercherei, un bel Revox, fine anni 70, B72, come si chiamava? Beh, dopo 5 minuti che l'avete cercato, vi salta fuori la pubblicità di Temu. Questi sono come Amazon, ma molto peggio, nel senso che vendono per il 99% roba cinese a bassissimo prezzo e rischiosa questa merce, perché è assolutamente non controllata, taroccata, dite come cavolo vi pare, però funzionante. Temu, i rischi per chi compra. L'e-commerce Temu, 90 milioni di utenti solo in Europa, dove ogni giorno arrivano 9 volte su 10 dalla Cina, 12 milioni di oggetti low cost. Ma la qualità? Il fondatore Colin Zheng Wang e le società alle Cayman, ma soprattutto chi vi porta, vi fa avere questi oggetti sono tutte micro società con 10-20 euro che hanno aperto la società, eccetera, che non si sa assolutamente niente. Chiaro, bisogna fidarsi, no? Cioè, se vi fidate a comprare i vestitini per i vostri figli, certo, costano niente, costano una sciocchezza. Uno dice, ma costano 5 euro, non li compro. Ah beh, intervista al virologo. Il virologo Bassetti ci mancava oggi sul Corriere Un. Novax? Ne ho denunciati un centinaio. Mi scrivevano insulti allucinanti. Oggi Giovanni Viafora intervista Bassetti sul quotidiano Il Corriere. Cosa fai? Cosa stai per fare, Sammy Varin? Vai all'interno del Corriere? Lo fai pericolosamente, lo sai, dopo lo sai cosa ti scrivono gli ascoltatori di Radio Libertà? Io lo faccio. Voglio scrivervi, voglio leggervi il primo commento e ci devo arrivare a questo commento, quindi parto da pagina 5. No a strappi con gli Stati Uniti. Meloni frena sul piano di Francia e Gran Bretagna. Quindi Meloni non vuole strappare con gli Stati Uniti. Addirittura scintille con Macron, si è corso troppo. Il dispiacere per Zelensky. Ok? Quindi per Giorgia Meloni si è corso troppo e il compito che pubblicamente si autoassegna e al tavolo del vertice rivendica con uno scambio riferito come teso è di frenare le macchine, anche a costo di derubricare a spunti quello che il padrone di casa illustra come il piano. Quindi andare piano. E qua mi fermo perché c'è un intero paginone sul Corriere e c'è anche il gatto. Guarda qua, a Downing Street spunta il gatto, è protagonista di un siparietto. La premier italiana ha incrociato il gatto Larry, il felino che risiede a Downing Street. Starmer lo ha indicato e Meloni ha precisato sorridendo e parlando in inglese: io ne ho 2 e io ne ho 3 addirittura. Quindi nel centrodestra nuove frizioni tra Lega e Forza Italia. Lega e Forza Italia continuano a essere divise sull'Ucraina.
Gli azzurri guidati da Antonio Tajani precisano che europeismo e atlantismo sono tra i valori fondanti di Forza Italia e ricordano che le linee di politica internazionale del governo italiano sono indicate esclusivamente dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Esteri. Come dire, Salvini, state zitto. L'Occidente intero, così risponde invece la Lega, ha il dovere di evitare a tutti i costi il rischio di una terza guerra mondiale. Bene fa il governo italiano a cercare di tenerlo unito e il presidente Trump, con responsabilità e pragmatismo, a spingere tutti in questa direzione. Così risponde invece la Lega. È chiaro che da voi voglio sapere anche da che parte state, con Forza Italia o con la Lega. Ci arrivo, ma prima però cambiamo un po' argomento per un attimo, perché a pagina 13 c'è un intero paginone, il Corriere ci è arrivato in ritardone, noi lo sappiamo già da quasi una settimana, la sindrome da scissione colpisce anche Vannacci. Il generale Vannacci, l'ex si fa un partito pro Unione Europea, l'ex, non Vannacci, l'ex Filomeni, era il braccio destro del generale Vannacci. Sì, e adesso si è fatto un altro partito, tu dici, la novità del giorno. No, infatti però c'è un intero paginone per Filomeni, che si è fatto il partito Europa sovrana e indipendente, ok? Uno dice, boh, non è neanche tanto originale, cioè, assolutamente. Sappiatelo, ho voluto dirvelo e chiaramente Vannacci adesso sta cercando un altro capo per il suo mondo al contrario. Niente di che. Il paginone su Emu, sono sempre sul Corriere ragazzi e cerco di sviarvi perché poi quando inizio a menarvela su Trump e Zelensky non la smetto più. Il paginone su Emu, se siete indecisi a comprare su Temu, non Emu sono quelli altri. Il paginone su Temu, scusate ma non riesco quasi a nominarlo perché so quello che c'è dentro e soprattutto i miei figli Tabata ed Elia sono molto invogliati a comprare qualcosa su questo cacchio di sito dove invece c'è una qualità ancora più bassa del basso. L'Europa importa 12 milioni di oggetti low cost al giorno, vendite per 50 miliardi senza garanzie di qualità e sicurezza. Chi è il fondatore? Colin Zheng-Wang. Le società alle Cayman, vabbè, oggigiorno se non le hai alle Cayman, veramente, però, insomma, ti fa un po' di esempi la Gabanelli, se vuoi comprare un etilometro, costa solo 4 euro, però tu metti nelle mani di questi 4 euro la tua sicurezza se prendi una multa oppure no, e se la prendi lo stesso, Salvini ride chiaramente perché ti sei comprato l'etilometro a soli 4 euro. La mangiatoia per polli, che costa una stupidata. Insomma, attenzione, lo dobbiamo dire, quando il prezzo è troppo basso vi deve suonare un campanello d'allarme, importantissimo. Infine sul Corriere, ma non infine perché tra poco vi leggo l'editoriale del direttore del Corriere su quello che è successo in America nella stanza ovale, è l'intervista a Bassetti. Ho già denunciato 100 Novax e bloccato anche Amazon. Mi confesso dal fratello di Bucci, ricevo avance dagli uomini, signori. Se non comprate il Corriere quest'oggi, signori, cavolo, intervista a Matteo Bassetti a pagina 23 del Corrierone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ma che carina questa canzone di Massimo Magni, Satellite. Si intitola così: pianista, compositore, una fondazione per aiutare giovani talenti musicali finanziando progetti rivolti a loro e all'intera comunità di Carpi, dove si è trasferito dal 2009. Satellite, ma abbiamo anche il saluto di Massimo Magni. Dai, sentiamo. Ciao Sammy, un caloroso abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Massimo Magni e il brano che vi presento oggi si intitola Satellites, un brano che ho composto alla fine del 2024. Ho particolarmente a cuore questa canzone perché rappresenta per me un viaggio nell'intimità dell'anima. Satellites, letteralmente satelliti, racconta una storia d'amore che è ricominciata, nonostante fosse finita molti anni prima. Ritrovata per un incontro casuale, avvenuto un pomeriggio del 2022. Per una coincidenza o forse per destino, i protagonisti del brano si sono riconosciuti e hanno capito di essere cresciuti insieme senza stare insieme. Ho rappresentato questo amore come l'incontro di due satelliti, simbolo dell'amore ritrovato, che come in una danza circolare girano intorno a una stella. Ma che dolce, dai, è bella come cosa, cioè ritrovi la tua ex di tanti anni prima e, come diceva quel comunista di Venditti, questi amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, eh. Lo perdoniamo anche se comunista, come frase bellissima, ma è da riascoltare questa canzone di Massimo Magni, Satellite, scritto Satellites, che a qualcuno magari ricorderà che in queste ore è approdata sulla Luna una nuova navicella con dentro anche del materiale italiano. Abbiamo cooperato anche noi a questa macchinina che girerà per un po' di tempo sulla Luna. Buongiorno da Sammy Varin, certamente messaggi, meditazioni, c'è di tutto. Arrivato al 340, imprecazioni anche al 340 6709 659, non mi fate ridere perché a volte veramente ma io faccio apposta, no? Io vi istigo e dopo voi mi rispondete giustamente, no? Così impari. Ad esempio, questa è bellissima. Ma chi se ne frega di sua moglie? Legga i giornali! Fantozzi, guarda, è stupenda sta cosa. Perché spiegavo prima che il Papa, che bisogna pregare per il Papa, ma anche pregare per tutti i malati, tutti gli anziani, eccetera. Questo è il grandissimo che ascolta ogni giorno la mia rassegna stampa e poi mi dice che fa cagare, ma dico, ma perché non giri? Adesso giro, insomma, continui a leggere, Fantozzi, va benissimo. Sammy, il governo Meloni, con abbracci a Zelensky e ad Ursula, come previsto e scritto, si trova con il cerino ucraino, sempre in ritardo e fuori rotta, come quando ieri ha detto che l'ombrello NATO deve garantire Zelensky. Ma ha capito o dormiva? In che mani inadeguate siamo e nessuno dei capi pagherà. Italiani un popolino di superficiali. Questo è il primo commento arrivato al 340 6709 659. Datevi da fare perché siete voi quelli che dovete dire a questo governo da che parte stare, ragazzi, e nessun altro. Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy, come dobbiamo comportarci? Via dai fulminati dell'Unione Europea subito. Questo è sempre quello dei distinti saluti. Corrado metalmeccanico da Treviso. E dove andiamo? Andiamo con la Svizzera? Tu dici? Può essere una buona idea? A fare il carnevale? Sì. Messaggi al WhatsApp 340 6709 659. Eccolo qua, Max Lombrosiano, lo sono un poco anch'io. Fammi sentire questo audio sul cursore, vediamo che dice. Buongiorno Giulio, buongiorno anche a Max, sempre stimato, tutte e due di stima. Voglio dire una cosa, esperienza diretta. Io frequento abbastanza l'Inghilterra e devo dire che lo schifo che c'è in Italia rispetto alla pietà che c'è in Gran Bretagna è molto meglio, cioè noi stiamo meglio degli inglesi. L'Inghilterra ha avuto e sta avendo una decadenza incredibile. Vabbè, aspetta che torno ad oggi, perché questo era dell'altro giorno come messaggio, adesso lo fermo e vado a quello di oggi, assolutamente, eccolo qua, vai. Sono Walter. Per dimostrarti la coglionaggine nostra, perché mi ci metto anch'io, bene, in parte. Hai mai sentito una comunità islamica fare gli auguri di buon Natale a noi cristiani?
siamo proprio dei pirla. Sì, non so se è successo anche nel vostro paese, nel mio è successo, insomma, che si sono fatti gli auguri ai musulmani per l'inizio del Ramadan, ma c'è di peggio e sapete bene che c'è una proposta di legge di un signore con gli stivali, non è un gatto, assolutamente no, è tutto nero, e che propone di fare diventare festivo il giorno della chiusura del Ramadan. Ramadan, facciamo una, certo, questo mi richiede Africa dei Toto, e poi, no, giusto, sono anche le richieste musicali, assolutamente. È l'ora della pace, lavoriamo con gli USA per evitare la guerra mondiale. Con la foto dello storico incontro di Matteo Salvini con Trump avvenuto a Filadelfia nel 2016, rifiutiamo con orrore le ipotesi di terza guerra mondiale emerse di fatto dal summit di Londra del 2 marzo e chiediamo con forza al governo della Gran Bretagna e ai padroni dell'eurodittatura invece di intavolare subito trattative multilaterali per fermare ora il conflitto assurdo, devastante e mostruoso tra Russia e Ucraina e arrivare al più presto alla pace in Europa. Così ci scrive Cesare, assiduo leghista. Vediamo altri WhatsApp. C'è una confusione incredibile di WhatsApp questa mattina e ve ne ringrazio, perché è un buon segno, assolutamente. Dai. Cioè, fai vedere questa locandina, è poco pietosa. Volevo essere un duro, c'ha su quella maglietta Zelensky con di fianco Topo Gigio, ma gli vogliamo bene. No, a me ha fatto un po' pena Zelensky venerdì. A voi ha fatto un po' pena? 340 6709 659. Buongiorno Sammy, ma per quale motivo leggi ancora le false notizie dei giornali? Lo so, ma il problema è quello che il Cainarca, il nostro vice direttore, ha mollato a me la rassegna stampa proprio perché sapeva che sarebbero arrivati questi messaggi. E cosa devo fare? Già cerco appunto di sdrammatizzare, di smitizzare la rassegna stampa, infilandoci dentro cocktail, cotillon, c'è dentro di tutto qua, coriandoli di carnevale, certo. Basta ascoltare Giulio e i suoi ospiti per capire che è esattamente il contrario da comprendere, ma caro Marco, è Giulio Cainarca, proprio per quello si è spostato intorno alle 10, 10:30, lo sentirete anche questa mattina con la sua nuova trasmissione Auto da Fè, si è spostato lì perché non crede più in questi giornaloni, capisci? Non è che noi ci crediamo, semplicemente cerchiamo di tirare fuori ogni mattina la notizia, quella vera e quella che magari viene soltanto sibilata sui giornali, ma è molto più importante di quella vera. È un lavoro casinatissimo il nostro, ma lo facciamo insieme e ci riesce ogni mattina, veramente. Zelensky con l'Europa vogliono la terza guerra mondiale, noi popolo non diciamo niente? Cosa ci è andato a fare Trump? Zelensky se non era disposto a niente. Cosa ci è andato a fare da Trump Zelensky se non era disposto a niente? Si vedeva lontano 1 chilometro che faceva il prepotente, gli è andata male. Spero che Trump non lo voglia mai più vedere, non si merita niente questo demente. Le catif, le proprie catif. Messaggio anche audio sul cursore, sentiamolo. Buongiorno Sammy, sempre qui Salvatore dalla lontana Germania. Lontana. Niente, volevo dire un mio parere per quanto riguarda il discorso di Trump con Zelensky. Adesso sono tutti con Zelensky, poverino, come è stato trattato. Vi ricordo una cosa, che Trump ha fatto Trump ha fatto le cose giuste, secondo me. Ha messo davanti agli occhi di tutti quello che lui vuole fare per ristabilire una pace. Non tutto sotto banco come hanno fatto gli altri prima. Facciamo così, facciamo così, mettiamoci d'accordo, tu mi dai a me quello, io ti do, poi facciamo finta. No, lui è stato apertissimo, è stato un grande. Buona giornata e buon proseguimento di
del programma. Ciao Sammy. Grazie. Mi sembra corretto. Ha messo sul tavolo le cose sinceramente, cioè vuole le terre rare, vuole un indennizzo per tutti i missili che l'America gli sta continuando a dare, eccetera, eccetera. Se ti ha fatto pena Zelensky, è evidente che non hai visto l'incontro integrale, se no non ti faceva pena. No, ma l'ho visto integrale, ci mancherebbe altro. È chiaro che cerco di mediare, cioè, posso provare a mediare. Bassetti ancora gli danno spazio a Bassetti, no comment questa mattina, ma sul serio sono tutti matti. Ma come si permette l'Inghilterra di organizzare un summit con l'Europa se lei stessa non fa parte dell'Europa? E Macron, un morto che cammina, che insiste a fare la prima donna. E gli viene anche bene. Forza Trump, forza Vance, forza Rubio, e stavolta l'Italia mostri i cosiddetti e niente riarmo. Valentino, buongiorno Sammy, ha ragione tua moglie, mi aspetto che sia il Papa a pregare per noi e non noi che preghiamo per il Papa. Ancora, a me fanno pena tutte le persone morte a causa sua per una guerra voluta da America e Inghilterra. Lui si è arricchito spaventosamente. Lui chi? Di chi sta parlando? Cara Melona, è tempo di scelte coraggiose. Non si può più rimanere con il piede dentro le scarpe, 2 scarpe. La pace giusta è pura fantasia. Le condizioni di pace vengono sempre imposte dal vincitore, noi non lo siamo. La banda Bassotti dell'Unione Europea strepita molto, ma in realtà conta poco, molto poco, anzi quasi niente. E soprattutto ricordati che il popolo che ti ha eletta, ce l'ha sempre con la Meloni, preferisce i condizionatori del dragone e al momento è molto ma molto incazzato per il costo esagerato del gas di guerra che si divora buona parte dello stipendio e della pensione. Pensaci, ci scrive Gio da Venezia. Questi sono i WhatsApp che stanno arrivando copiosissimi, oggi siete veramente invasati, al 3406709 659. Mi ci rituffo tra pochissimo, chiaramente mi ci rituffo, ma adesso come promesso qualche meditazione. Allora, partendo dal Corrierone, che magari vi fa più arrabbiare, ma è giusto, io servo anche per farvi arrabbiare, sono a pagina 31 nella pagina delle lettere. Risponde Luciano Fontana, non è Lucio, è Luciano, se Trump fa il portavoce delle condizioni di Putin. Caro direttore, dopo averlo dileggiato definendolo un comico di modesto successo, Donald Trump ha fatto la voce grossa con Zelensky, rifacciandogli di star giocando la terza guerra mondiale. Se è vero che la diplomazia è un'arma caricata a salve, se è altrettanto vero che senza sedersi al tavolo delle trattative ogni controversia si complica maledettamente, il round inscenato alla Casa Bianca ci consegna un quadro politico internazionale assai pericoloso. Non ammettere che la Russia ha attaccato l'Ucraina significa pregiudicare ogni sforzo per por fine ai continui lutti giornalieri. L'America è una pedina basilare nella scacchiera geopolitica, ma quando le mosse sono sbagliate le conseguenze sono 2. O l'Europa, con l'Italia non più nelle posizioni di rincalzo, convince il presidente americano a ravvedersi, o a furia di dire che senza Trump non si va da nessuna parte, si finisce per andare solo dove vuole lui. Così ha scritto Fabio Sicari, lettore del Corriere. Risponde il direttore: caro Sicari, ho provato un senso di vergogna guardando lo scontro in diretta TV alla Casa Bianca. Per tutti noi l'America è una grande democrazia che condivide i nostri stessi valori. Apparteniamo con orgoglio al mondo occidentale e al suo sistema di alleanze. Nello studio Ovale abbiamo visto invece un presidente e un vicepresidente trattare con fastidio e arroganza il leader di un paese che da 3 anni si sta difendendo dall'invasione russa con decine di migliaia di morti ed enormi sacrifici. Lo hanno dileggiato come se si trattasse di un gioco. Non hai nessuna carta, una delle frasi, in cui il più debole deve solo piegarsi al più forte, non di un'enorme tragedia che può mettere a rischio il futuro dell'Europa.
Trump e Vance sembravano solo i portavoce di Putin e ripetevano le sue prepotenti argomentazioni. L'invasione è stata colpa degli ucraini, i territori conquistati e anche qualcosa di più devono passare alla Russia, il paese deve restare fuori dalla NATO e non deve chiedere alcuna garanzia di sicurezza alla fine del conflitto. C'è un ragionamento assurdo, un vero capovolgimento della realtà. Siamo sul Corriere, signori, questo è il direttore del Corriere che risponde a un ascoltatore, che sentiamo ripetere spesso e che è tornato in quegli orribili minuti. Siccome Putin è più forte, non valeva la pena nemmeno di provare a contrastarlo. Con questa logica Zelensky sarebbe dovuto scappare all'estero, come pure gli era stato suggerito, e consegnare tutto il paese a Mosca nei primi giorni di guerra. La colpa degli ucraini è stata quella di voler difendere la loro indipendenza e sovranità, e lo hanno fatto anche per noi, per far capire ai russi, e le controversie in Europa, e altri potrebbero essercene in vista la volontà di Putin di ricostituire il vecchio impero sovietico, non possono essere risolte con missili e carri armati. Tutti vogliamo che la guerra finisca, che si lavori a un piano di pace, ma che gli Stati Uniti lo facciano accogliendo completamente i desideri di Putin, facendo persino pagare agli ucraini il sostegno fornito in questi anni, è davvero stupefacente. L'autocrate di Mosca e il presidente americano sembrano avere un altro obiettivo comune: umiliare Zelensky, delegittimarlo di fronte ai suoi cittadini, costringerlo alle dimissioni. Vogliono far arrivare al potere qualcuno più sensibile alle loro richieste. Per Putin è in gioco una vittoria importante per affermare la sua volontà di potenza. Per Trump l'Ucraina è un fastidioso problema di cui sbarazzarsi al più presto per dedicarsi a cose che ritiene più importanti. Per noi europei, quello che accadrà a Kiev è invece decisivo per il nostro destino. Il tempo di battere un colpo e farsi carico delle nostre responsabilità è davvero adesso, senza esitazioni. Così il direttore del Corriere, Luciano Fontana, risponde nella pagina delle lettere a un suo lettore. 340-6709-659, naturalmente, per sapere il vostro parere, e di pareri ne leggeremo altri, partendo dal Fatto Quotidiano del lunedì, che mette in centropagina: l'Europa difende Kiev a ciance, cianciando, ok? Parlando a vanvera. Trump via Zelensky dal tavolo. Il vertice, Starmer, piano di pace e difese aerei. Ursula, riarmo europeo. Meloni, scettica. C'è anche un riquadretto su Di Maio, se vi può interessare, per sdrammatizzare. Di Maio bis nel Golfo divide Forza Italia. Martuscello dice sì, no di Gasparri, conferma in Unione Europea, la pensa come noi, l'altro dice ignorante e inutile. Cioè, persino Forza Italia sono... che non abbiano un parere comune su Di Maio è il colmo. Ma va bene, signori, andiamo sul giornale, dai, andiamo sul giornale, che scrive questa mattina: Occidente, l'ultima chiamata. Guerra in Ucraina, summit a Londra, Meloni cerniera tra Europa e Stati Uniti. La facciamo questa cerniera? L'importante è che non si blocchi, se vi sarà capitato, quando si blocca la cerniera dipende quale cerniera e a che punto si blocca, e a volte ti rompi le balle e sfasci tutto quanto. Starmer e Macron chiedono un mese di tregua. Italia necessaria. Oggi sul quotidiano Il Giornale intervistano, ve la leggerò tra poco, Luca Zaia. Trump può portare la pace, Unione Europea debole. Ma in centropagina c'è Zelensky abbracciato da tutti. L'abbraccio dei leader a Zelensky dopo lo scontro a Washington. Chiaramente questi abbracci non faranno piacere a Trump. Tutti l'hanno abbracciato, la Meloni no. Non l'ha abbracciato, almeno non c'è nella foto, non l'hanno messo sul giornale, ok? Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, il suo editoriale si intitola L'appuntamento con la storia. Tutti a chiedersi che cosa possa fare l'Italia per aiutare l'Ucraina senza perdere se stessa.
Sul piano diplomatico sembra di capire che Giorgia Meloni si è data come obiettivo primario tenere insieme l'Occidente, cosa che va oltre il tenere insieme da solo l'Europa. Ci sono diverse definizioni di Occidente. Quella che più ci riguarda è quell'insieme di paesi che vanno dal Nord America all'Europa cattolica e protestante, dall'Australia alla Nuova Zelanda. Ed è chiaro a tutti che non senza Trump, ma senza l'America, l'Occidente perderebbe, oltre che la sua forza militare ed economica, il senso stesso della sua esistenza. È un'ipotesi assurda quella di spaccare l'Occidente, o meglio, era tale fino a pochi mesi fa, e a ben vedere quella di Trump è una fiammata partita da una brace che già ardeva sotto la cenere nel camino della geopolitica. È almeno dal 2017 che Putin gira intorno al fallimento dell'Occidente democratico e liberale, virgolettato. In questo senso la sua è una guerra che va ben oltre l'Ucraina, un tentativo di spostare il baricentro dell'Occidente verso l'Europa orientale e ortodossa, non contaminata, a suo dire, dal lassismo dei costumi, dal disprezzo delle identità e dal capitalismo. Tutte questioni che, come ben sappiamo, negli anni gli hanno attirato le simpatie dei populisti nostrani. Ieri, nel vertice di Londra, il premier inglese Starmer e Giorgia Meloni di questo hanno parlato e su questo pare si siano trovati. Il primo, non dividere l'Occidente tra trampiani e antitrampiani. Secondo, non abbandonare l'Ucraina al suo destino. Saranno conciliabili le due cose? Bella domanda, questa qua è una di quelle a cui potete rispondermi tramite WhatsApp. C'è preoccupazione, è innegabile, scrive Sallusti oggi sul Giornale. L'obiettivo di queste ore e dei prossimi giorni è di evitare accelerazioni che portino a rendere incolmabili le attuali distanze tra i soggetti coinvolti, tenere sotto controllo le pulsioni, perché non è certo con i colpi di testa che si può pensare di risolvere la questione. In altre parole, è il momento di dimostrarsi all'altezza del compito che la storia ha deciso di assegnarci. Salvare l'Ucraina, certo, ma anche il vecchio Occidente, senza il quale nessuno di noi può pensare di avere un futuro così come fino a poco tempo fa potevamo immaginare. Così quest'oggi Sallusti Alessandro sul quotidiano Il Giornale. Dove restiamo? Dove restiamo per girare qualche pagina? A pagina 2, piano di pace ma con la forza. Macron, l'Italia è necessaria. Francia e Gran Bretagna propongono una tregua di un mese. Va coinvolta la Russia ma serve il sostegno delle armi. Con Zelensky per tutto il tempo necessario. Ed eccoli qua, eccoli qua, tutti belli insieme. Con Starmer prima si sono abbracciati, adesso sono tutti al tavolo con Zelensky. Giro pagina. Meloni cerniera tra Europa e USA, Occidente unito, e studia un summit. La premier promotrice di un vertice atlantico, l'asse con Tusk e Starmer. L'obiettivo è comune, una pace giusta e stabile. Perplessità sull'esercito europeo in Ucraina. Questo è il virgolettato della Meloni. Fabrizio De Feo, qualche riga del suo articolo, i leader europei devono assumersi la responsabilità di fare un passo storico, di quelli che avvengono una volta nel corso di una generazione. Se Starmer introduce il Leader Summit of Ucraina, mettendo subito sulla bilancia il peso di un momento di rilevanza storica, Giorgia Meloni raccoglie il testimone e non si tira indietro, facendo capire che l'Europa, come l'Italia, nei momenti decisivi siamo pronti a fare le scelte giuste. E lo fa all'interno di un vertice in cui si va definendo un asse forte a tre, con la Gran Bretagna e la Polonia di Tusk, per una linea non solo europea, ma anche atlantica. E qui naturalmente mi fermo, ma l'articolo su quello che pensa la Meloni prosegue. Così come prosegue sul quotidiano Il Giornale l'argomento intervistando a pagina 8 Luca Zaia. Trump può portare pace, l'Europa troppo debole.
Il governatore è in linea con Salvini. Mi spaventa chi pensa che gli Stati Uniti siano dei nemici. Pochissimo e vi leggerò l'intervista di Luca Zaia quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, il tempo naturalmente della nostra pausa. Adesso c'è Acerbis, c'è il meteo e poi, ve lo annuncio già, un pezzo bellissimo di Massimo Schiavon che abbiamo intervistato qualche settimana fa su queste frequenze, artista indipendente di altissima qualità. Ascolteremo Tempo di Tango. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana ampiamente soleggiato su quasi tutta Italia. Al mattino è previsto un cielo poco nuvoloso praticamente ovunque, a parte qualche addensamento sull'Appennino centrale e all'estremo sud. Possibili piovaschi sulla Calabria ionica. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento, residua nuvolosità solo in parte sulle regioni meridionali, cielo sereno altrove. Vento di Grecale in calo, temperature in leggera diminuzione al sud, in aumento al nord nei valori massimi. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi i vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
L'avete capito? È Tempo di tango, questo pezzo di Massimo Schiavon. Nel bellissimo album The Bridge, frutto del reincontro con Ugo Mazzei, che ha dato una miscellanea di linguaggi e di influenze musicali, tutte da scoprire. Questo nuovo, come si diceva un tempo, 33 giri. The Bridge lo trovate anche su YouTube. E questi due artisti sono assolutamente da ascoltare se volete essere un po' diversi da ciò che propongono le altre radio. Massimo Schiavon e Ugo Mazzei. Complimenti. 8.37, il buongiorno si sente dal Varin. Oggi rassegna stampa famola strana, come al solito, ogni giorno diversa. Oggi leggiamo molti commenti su quanto avvenuto nella sala ovale venerdì, commenti dei soliti bacchettoni dei giornaloni, ma anche commenti diversificati di altri quotidiani. Tra poco vi leggo cosa ne pensa Luca Zaia, ad esempio. Prima però un po' di WhatsApp che stanno arrivando, quindi i vostri commenti, al 340 67 09 659. Un invito da Sammy Varin naturalmente anche a voi nuovi ascoltatori o che casualmente siete passati sulle nostre piattaforme. Sammy Varin, Radio Libertà, una radio che si chiama Libertà. Poi ditemi cosa ne pensate della situazione attuale geopolitica. 340 67 09 659. Antonio D'Asiago, sì, per il nazicomico un braccio al collo di corda ben annodata, insomma, lo abbraccio e lo faccio fuori. Scherzi a parte, ma comunque c'è questo tentativo quindi di trovarne un altro di capo dell'Ucraina, perché questo Zelensky non piace a chi? Non piace soprattutto a Trump, sicuramente. Ce ne fosse uno un po' più putiniano, magari. WhatsApp, certo, si può non essere d'accordo su tante cose con la Meloni, ma per l'Europa è l'unica opportunità per mediare con Trump e gestire la crisi ucraina, scrive Marco. Poi Lorenzo, dopo la sortita di Zelensky ormai è chiaro a tutti che per uscire dalla sala ovale con la schiena dritta bisogna entrarvi con la schiena piegata in avanti e possibilmente con le braghe calate. Buona giornata. Ancora messaggi. Eccoli qua. Sammy, quel bell'imbusto di Zelensky ha avuto la faccia tosta di dire che è stata la Russia a bombardare e uccidere i suoi connazionali prima del 2022 e che gli accordi per una pace giusta fatti a Minsk in Turchia sia stato Putin a non osservarli. Ok? Ancora, pace giusta? Rivogliamo indietro la Savoia, ci scrive Silvio da Torino. Ancora WhatsApp, più ne spedite, più io vado avanti. No, scherzo, poi siamo ancora insieme anche dalle 11 a mezzogiorno e proseguo la lettura. Quindi speditemene tantissimi che irroriamo tutte le piattaforme. Ciao Sammy, questa volta sono assolutamente d'accordo con quanto scritto dal direttore del Corriere in merito a Zelensky. Davvero è stato trattato malissimo da presidente e vicepresidente americano, ma chi credono di essere questi, ci scrive Agnese. Quindi Zelensky è stato trattato male. Poi lo chiediamo anche a Molinari, mi ha confermato, abbiamo il capogruppo della Lega alle 9, Riccardo Molinari, e chiaramente questa è la domanda che facciamo anche lui. Basta, siete la mia droga, ascoltatori. Poi ritorno a leggere i vostri WhatsApp e ricordiamo che andiamo in replica anche questa sera dalle 20 alle 21, quindi li ritrovate anche nella replica della rassegna stampa. Pagina 8, quotidiano Il Giornale, l'intervista a Luca Zaia. Non faccio il difensore d'ufficio di Trump, non giro con casacche addosso, non sventolo bandierine. Chiaro? Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, cioè della regione italiana che funziona meglio di tutte, inizia così l'intervista. Chiarissimo, Presidente, però ora mi dica cosa pensa dell'incontro e dello scontro tra Trump e Zelensky. Ho voluto vedere il video completo della conferenza stampa per capire se fosse stata davvero un'imboscata come è stato scritto, e dopo aver visto più di 50 minuti di filmato mi sono reso conto che molti commenti sono arrivati da chi non può averla vista. Nessuna imboscata? No,
è stato un incontro concordato con la stampa, anticipato da una riunione privata, dove i due leader hanno parlato di molti temi, non solo di guerra, scambiandosi molti complimenti, scrive Luca Zaia. Non solo scontro? No. Trump, da padrone di casa, ha ringraziato Zelensky, ha avuto anche parole di attenzione nei suoi confronti, gli ha detto: siete stati coraggiosi, avete fatto delle cose straordinarie con l'esercito. Poi ha detto: stanno morendo più di 2000 soldati a settimana, dobbiamo chiuderla questa guerra, procediamo intanto col cessate il fuoco. Quindi Zelensky ha iniziato a dire che Putin è un terrorista e che lui non si fida, volendo garanzie. Ha detto che Putin ha già rotto 25 volte il cessate fuoco, gli ricorda il quotidiano Il Giornale, e Zaia lo ha giustamente ricordato. E Trump gli ha risposto: ha rotto il cessate il fuoco con altri presidenti USA. Con me non lo farà. Poi è entrato il vice Vance. Sì, negli ultimi minuti ha sottolineato a Zelensky che l'Ucraina non ha gli uomini per proseguire la guerra e poi gli ha chiesto conto del perché il presidente ucraino sia andato a fare campagna elettorale per Biden in Pennsylvania. Lo scazzo vero è stato con Vance. Il messaggio di Trump invece qual è stato? Risponde Zaia. Trump ha detto che ha sempre fatto business nella vita, che non esiste un accordo d'affari senza un compromesso. Importante portare a casa il cessate il fuoco e fermare le morti. Ha ricordato che senza gli USA la guerra finirebbe in 2 settimane a favore della Russia. Trump, però, gli ricorda il giornale, è Oara Borsellino a intervistare Luca Zaia oggi, alla fine dell'incontro ha commentato: abbiamo fatto un bello spettacolo per la TV. Sì, ma lo ha detto non come obiettivo, ma in maniera sarcastica, non gloriandosene. Parliamo di economia. Trump minaccia dazi al 25% sui prodotti europei. Per il Veneto sarebbero un duro colpo? Risponde Luca Zaia oggi sul giornale. Le esportazioni del Veneto verso gli Stati Uniti arrivano a 8 miliardi. Certo che sarebbe un duro colpo, pesa molto nel PIL del Veneto il commercio con gli Stati Uniti. Noi abbiamo 600.000 partite IVA e nella nostra regione spazia dall'aerospazio all'high tech, al mobile, al tessile, all'agroalimentare. Gli USA sono un avversario? No, gli USA sono amici. A me fa paura che stia viaggiando l'idea che gli Stati Uniti siano nostri nemici. Gli USA hanno la stragrande maggioranza dei cittadini che sono di origine europea. Gli Stati Uniti non possono rinunciare al mercato più grande e più florido del mondo, che è il mercato europeo. 450 milioni di abitanti. Per noi gli USA rappresentano un amico che ci ha aiutato a ristabilire la democrazia quando l'avevamo perduta. Pazzia pensare che siano i nostri nemici. Tutto questo perché a qualcuno non piace l'attuale presidente? Come si può dialogare con Washington? Risponde Zaia, la Meloni si è mossa benissimo in politica internazionale. Oggi abbiamo un prestigio internazionale che non avevamo prima. Dei paesi G7 europei, l'Italia è l'unico che può definirsi amico col governo americano. L'Europa è troppo debole. Io sono un europeista convinto, ma oggi la von der Leyen non rappresenta un così robusto contrattare a Trump. L'Europa deve restare unita, ma sul fronte dazi l'Italia non può, sul fronte dazi l'Italia può essere il ponte in Europa con l'America. In questo contesto Meloni può fare un buon lavoro? Lo sta facendo, dice Zaia. Non dobbiamo avere complessi di inferiorità con gli USA, ma considerarli amici e realizzare un asse Europa-Stati Uniti. Se non c'è quest'asse, gli Stati Uniti si muovono liberi per il mondo e questo è un danno per tutti. Così Oara Borsellino oggi sul quotidiano Il Giornale intervista Luca Zaia. Ma c'è dibattito nella maggioranza, scrive sotto Anna Maria Greco. Gli azzurri frenano la Lega. La linea è decisa da Giorgia e Tajani. Il leghista Garavaglia cauto. Matteo fa il capopartito e lo fa bene, ma guai a fratture in politica estera. Dopo la zuffa in Mondovisione tra Trump e Zelensky, il governo si sta riposizionando e i due vice premier sembrano sempre più distanti. Se il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, conferma l'anima europeista senza schierarsi tra i due, il segretario della Lega, Matteo Salvini, appoggia nettamente il presidente USA, dicendo che dopo 3 anni di guerra e centinaia di migliaia di morti è giunta l'ora della pace. Frase che tutti potrebbero sottoscrivere. Il punto è:
Pace giusta o resa incondizionata? Punto di domanda. E qui naturalmente ci fermiamo, anche perché c'è la possibilità di sentire cosa pensa veramente Matteo Salvini andandolo a ricercare sui quotidiani. E ora lo ritroviamo. Matteo Salvini oggi è sul quotidiano La Verità. Giù la maschera, senza gli USA non si può combinare niente. Questo è il titolo principale del quotidiano La Verità. Al vertice di Londra cade l'ipocrisia dell'Unione Europea. Starmer richiama all'ordine Zelensky, devi trovare l'accordo con Trump. La leadership dell'ucraino barcolla, basta bugie. Senza armi e soldi dell'America, la solidarietà e le velleità di Macron e compagni sono solo chiacchiere. In centropagina il ministro Matteo Salvini. Ursula, non parli più di armi. Finalmente il PPE sta con noi sul folle blocco alle auto. E questa è una notizia, signori. Pare che si stiano svegliando e abbiano deciso, si sibila che decideranno di non interrompere la produzione di auto che non siano elettriche. Stop Meloni, no all'uso di nostre truppe. Siamo in centropagina sul quotidiano La Verità. Il premier vede l'omologo inglese, accordo sulla lotta all'immigrazione clandestina, cooperazione sulla difesa con Londra e Tokyo, poi il muro sull'invio di soldati. Ragioniamo sull'articolo 5 senza Kiev nella NATO, scrive Carlo Cambi. Giornata densissima per il premier. Giorgia Meloni prima viene ricevuta da Starmer prima dell'incontro sull'Ucraina, sintonia sulla lotta all'immigrazione clandestina e accordi sulla difesa. Poi vede lo stesso Zelensky, quindi il via al meeting con i partner, al termine del quale arriva un no secco all'invio di truppe italiane. E questa è una cosa importante. Ma tuffiamoci all'interno del quotidiano La Verità, perché oltre a intervistare Marco Bucci, molto sottovalutato secondo me come personaggio, nuovo governatore del centrodestra in Liguria, vorrei lo statuto speciale, mi accontento dell'autonomia. Orlando? Qui nel PD comanda ancora Burlando, Marco Bucci, 4 mesi fa, che aveva promesso sarò il sindaco della Liguria, ho creato una rete di amministratori, mi aiuta a rimanere in contatto con le persone e il territorio. Tutta da leggere questa intervista sul quotidiano La Verità, ma a pagina 5 c'è anche Matteo Salvini. A guerra finita si riapra a Mosca. Il vice premier è nell'interesse delle imprese. L'esercito comune? Un pericolo. E mi preoccupa che Ursula insista sul riarmo. Con quello che sta succedendo in Romania, mi chiedo se l'Europa è ancora democratica. Federico Novella intervista Matteo Salvini a pagina 5 del quotidiano La Verità. Che impressione le ha fatto la scena sconcertante nello studio ovale? Trump ha esagerato? Da che parte si schiera? Risponde Salvini, non si tratta di schierarsi o di tifare, è un momento delicato in cui occorre ragionare. Io e tanti con me sono convinto che Trump sia l'unico leader capace di portare finalmente alla pace, a differenza di un'Europa al collasso e marginale, guidata da von der Leyen, Parigi e Berlino. In questo contesto il nostro governo, il più stabile e coeso del continente, ha l'occasione storica di riportare l'Italia a essere centrale a livello internazionale, come non lo siamo dai tempi di Berlusconi e Craxi. Bene ha fatto e sta facendo Giorgia Meloni, che invita all'unità e alla diplomazia, mentre è pericoloso chi, a partire da von der Leyen e Macron, parla di armi europee. Poi si cambia anche argomento, prendo atto che il PPE ha ammesso il suo errore sul no alle auto a benzina dal 2035, ma ora vanno tolte le multe alle case automobilistiche. Insomma, si fa la fine dei vaccini, che poi ci si accorge che forse si è esagerato? Punto di domanda. Ancora sul quotidiano La Verità, si cambia argomento, signori, perché poi ci torniamo tra 10 minuti, intervistiamo il responsabile alla Camera della Lega e quindi Riccardo Molinari, capogruppo dei deputati della Lega. A pagina 15 del quotidiano La Verità, scripta manent di Silvana De Mari, togliete i libri LGBT
dalle nostre scuole. Si moltiplicano i testi per bambini in cui i protagonisti sono conigli omosessuali o due papà. A favorirne la diffusione associazioni pseudoculturali come Amelin, che agisce d'intesa con un circolo gay che insulta i cristiani. Non è giusto che abbiano soldi pubblici. Ne parla solo e soltanto il quotidiano La Verità con Silvana De Mari. Dove vado? Ditemi da che parte vado. 340-6709-659 per illuminare la strada di Sammy Varin e se non me la illuminate in tempo, niente, io ci vado da solo, faccio da solo assolutamente, ma addirittura questo vuole il manifesto e oggi non c'è il manifesto, mi dispiace. Repubblica, ciappala lì. Ucraina, un mese di tregua. Asse tra Starmer e Macron a Londra. Subito stop al conflitto. Piano per una pace giusta. L'America è indispensabile. Allo studio una coalizione di volenterosi. Von der Leyen, noi con Kiev. Bisogna riarmarsi. È il momento di agire. Meloni vede Zelensky ma frena sulle truppe. Serve la NATO. Andrò da Trump. La manifestazione, subito di spalla vuoi mettere, Uniti per l'Europa, anche i sindacati dicono sì alla piazza, CGL, CISL e Will raccolgono l'appello lanciato da Michele Serra su Repubblica per la manifestazione di unità europea che sarà a Roma il 15 marzo in Piazza del Popolo alle 15. Dopo Fumarola, oggi l'adesione ufficiale di Landini e Bombardieri, ma che bella compagnia! E allora c'è oggi Corrado Augias su Repubblica che scrive spirito garibaldino. Sto Michele Serra, ce lo siamo persi ieri, ha lanciato un appello rievocando l'esortazione garibaldina qui si fa l'Italia o si muore, dandogli un nuovo senso per i confusi giorni che attraversiamo. Qui si fa l'Europa o si muore, aspetta che me lo scrivo, Parole che un secolo e mezzo dopo quelle originali lanciate nel 1860 a Calatafimi potrebbero far pensare a un eccesso di enfasi romantica. A me, scrive Corrado Augias su Repubblica, sono sembrate invece straordinariamente aderenti alla realtà che stiamo vivendo. Allora, qui io lo scrivo, qui si fa l'Europa o si muore. Cosa ne pensate voi? No, lo chiedo proprio col cuore in mano a voi ascoltatori. 340-6709-659. Qui si fa l'Europa o si muore? Punto di domanda. Sono pericolosamente sul quotidiano Repubblica che a pagina 4 scrive Meloni frena sull'invio di truppe. Sono perplessa. Ci vuole la NATO. La Presidente del Consiglio parla al termine dell'incontro di Londra, fredda sull'ipotesi di accordo di pace franco-britannico, annuncia che presto andrà a Washington, intanto vede il presidente ucraino. L'atomica europea è un'opzione che implicherebbe un disimpegno USA, non auspico questo scenario. E ancora, la presenza di soldati italiani in Ucraina non è all'ordine del giorno al momento. E infine, sono preoccupata per i dazi. Se l'America li imponesse, l'Unione Europea risponderebbe e l'escalation indebolirebbe tutti. C'è un retroscena. Scintille al vertice, la via stretta di Giorgia, valuterò la proposta. L'unico istante in cui sorride davanti al portone di Downing Street passa un gattino, Starmer glielo indica, Giorgia Meloni risponde fiera, I have two, 2 felini a Roma mentre 2 alleati a Londra la sorpassano, un po' la corteggiano e però intanto graffiano. La Premier non gradisce questa sintonia anglo-francese, di più la soffre, atterra nella base della RAF e già il Guardian batte ultima ora. Il Premier britannico presenterà il piano di pace con Macron e la Premier sarà parte del direttorio a 3 europeista, dunque in competizione con Trump, tentenna, avanza dubbi, diplomaticamente valuterò. Questo il retroscena dall'inviato di Repubblica, se volete, a pagina 4. Giro e finisco a pagina 14. La Lega insiste, si cambia argomento, sul fisco.
Nuova rottamazione, una priorità assoluta. Torna il pressing sugli alleati dopo l'accordo sul decreto bollette. Forza Italia vuole il taglio IRPEF e si mostra scettica. Fiction di Salvini. Gli aiuti contro il caro bollette sono stati solamente una parentesi, scrive Giuseppe Colombo, siamo su Repubblica. Felice perché necessaria. Tutti nella maggioranza hanno condiviso la necessità di dare la precedenza a famiglie e imprese in difficoltà a causa delle tariffe in aumento, ma ora il decreto energia da 3 miliardi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la Pax si è rotta, Lega e Forza Italia ritornano a fronteggiarsi. L'oggetto della discordia è quello che ha animato discussioni e tensioni fino a 2 settimane fa, il fisco. Il derby è tra la rottamazione delle cartelle, cara Matteo Salvini, e il taglio dell'IRPEF per il ceto medio, la bandiera degli azzurri. È proprio il modello bollette che la Lega tira in ballo per rilanciare la sua proposta. Come sul taglio delle bollette e sull'aumento degli stipendi, governo e maggioranza andranno avanti compatti, recita un passaggio della nota con cui il Carroccio ribadisce che la pace fiscale è una priorità assoluta, con l'obiettivo di aiutare 20 milioni di italiani in buona fede e in difficoltà. Ora che il disegno di legge sulla rottamazione si appresta a entrare nel vivo con l'avvio delle audizioni nella Commissione Finanze del Senato, Salvini chiama Forza Italia alla proposta dei fatti, alla prova dei fatti, sull'unità della maggioranza. Vale lo stesso ragionamento per Fratelli d'Italia, dove è forte lo scetticismo nei confronti della maxi rottamazione leghista, ma gli umori che trapelano dai due partiti non vanno nella direzione di un'intesa. Il modello bollette non appare al momento replicabile. Per noi vanno bene sia la rottamazione che il taglio dell'IRPEF, ma se Giorgetti dirà che i soldi non bastano per fare tutto, allora è chiaro che bisognerà fare una scelta. La nostra priorità è tagliare le tasse per i redditi fino a 60.000 euro, sottolinea il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi. Me lo ricordo, Nevi. A taccuini chiusi gli azzurri sono ancora più espliciti. Quella delle audizioni in Parlamento, ragionano gli azzurri, è una fiction di Salvini perché i soldi per la rottamazione in realtà non ci sono. Ecco che il derby sul fisco si fa anche economico. Giorgetti si è detto pronto a contemperare la rottamazione e il taglio dell'IRPEF, ma interpellato in conferenza stampa dopo Consiglio dei Ministri di venerdì ha anche ricordato l'arrivo di una situazione di grande incertezza che peserà sulla crescita. I margini sono stretti. Il pressing della maggioranza sul MEF però è destinato a crescere nelle prossime settimane. La data cerchiata in rosso da leghisti e forzisti è il 31 marzo, quando si conoscerà l'incasso del ravvedimento speciale per i debiti 2018-2022. Soldi in cassa che i due partiti vogliono spendere subito, anche se non basteranno a soddisfare le esigenze di entrambi. Nel frattempo le opposizioni alzano il livello di guardia. Al Senato temiamo un ennesimo pasticcio fiscale di cui la maggioranza ha dato prova diverse volte a partire dal concordato, dice la senatrice del PD Cristina Tajani. Il derby sul fisco si sposta in Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Rising from a Shadow, Alessandra Clemente, laureata con il massimo dei voti in canto jazz, si esibisce in teatri, festival, club prestigiosi da Genova a New York. Rising from a Shadow, la stiamo scoprendo settimana dopo settimana, questa pianista che fa jazz stupendo da Genova, Alessandra Clemente. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin con il buongiorno rinnovato da Radio Libertà e come ogni lunedì ci colleghiamo con il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, stiamo cercando di capirci qualcosa. Oggi saltello da un quotidiano all'altro, leggendo tante opinioni su cosa è successo venerdì nella sala ovale e naturalmente un'opinione la chiedo anche a te. Che faccia hai fatto mentre assistevi in mondovisione a quanto è accaduto venerdì? Oggi il quotidiano Il Tempo scrive: Meloni, la musa di Zelensky, e quindi insomma che cosa potrebbe avvenire? Il Tempo scrive: dopo lo scontro alla Casa Bianca è Meloni a gestire i passaggi verso la pace in Ucraina. Sente Trump, vede Zelensky, progetta un viaggio a Washington, ma è perplessa sull'invio di truppe. E ti dico subito, da parte dei nostri ascoltatori, non possiamo che essere d'accordo. Diciamo che noi, lo abbiamo detto ben prima, Starmer presenta il piano per un mese di tregua e Macron che dice c'è bisogno dell'Italia. Ma partiamo dall'inizio. Riccardo, che faccia hai fatto proprio umanamente mentre guardavi quello che sembrava quasi una fiction avvenuta in mondovisione nella sala ovale con Trump, Zelensky e che l'alter, che a un certo punto, scrivono alcuni quotidiani, hanno addirittura bullizzato il povero capo dell'Ucraina. Molinari. Beh, allora, se uno guarda soltanto gli ultimi 5 minuti e magari li guarda tradotti in italiano e non in lingua originale, potrebbe anche avere quell'impressione, perché chiaramente sembra strano vedere un presidente degli Stati Uniti e il vicepresidente che aggrediscono Zelensky, dicono devi essere più grato, non ci stai ringraziando, sei andato a fare campagna per i democratici, in questo modo l'accordo non lo raggiungiamo. Io però, visto che non penso che Trump sia un pazzo, né tantomeno che lo sia Vance, ho voluto andarmi a vedere l'intera conferenza stampa e anzi invito anche gli ascoltatori, chi avesse voglia e tempo, dura 50 minuti ma chiarisce molte cose. Sono andato a vedermi l'intera conferenza stampa, l'intero incontro in inglese e lì si capiscono molte cose, cioè lì si capisce che in realtà l'approccio di Trump è stato assolutamente gentile, moderato, ha anche difeso Zelensky quando qualche giornalista ha fatto delle battute sul suo abbigliamento, però quello che è emerso è che non so se Zelensky ha fatto un errore, visto che il suo inglese diciamo è buono però non è ottimo, e alla fine quando Trump esplode lui dice una cosa proprio sbagliata, cioè lui gli dice vi accorgerete anche sostenendo che il cessate il fuoco Putin non l'avrebbe mai rispettato, e già questo chiaramente fa irritare Trump, perché Trump si sta proponendo come quello che riuscirà a chiudere l'accordo, e nel momento in cui tu vai a casa di quello che ti sta finanziando con 350 miliardi per resistere ai russi e continui a dire che di fatto non credi che riuscirà ad ottenere il risultato, non lo metti certamente nella situazione nell'umore migliore davanti poi ai media americani. Ma a un certo punto gli dice: se non si ferma Putin anche voi sentirete la guerra. E beh, chiaramente Trump a quel punto lì, visto che stava parlando soprattutto ai suoi elettori, è normale che l'abbia aggredito e che abbia perso la pazienza, perché non potevano chiaramente permettersi l'amministrazione americana, Trump e Vance, davanti all'opinione pubblica americana, di sentirsi dire da Zelensky, che è tenuto in piedi dal sostegno americano occidentale, che se non si fa come dice lui la guerra arriverà anche negli Stati Uniti. È quello che ha di fatto rotto la trattativa, perché lui per un po' ha continuato a mettere in dubbio il fatto che ci possa essere un cessate il fuoco e a un certo punto ha detto questa cosa. E allora
se pensiamo al contesto, se pensiamo che è una diretta televisiva, se pensiamo che ovviamente Trump deve parlare prima di tutto ai suoi elettori, agli americani, si capisce anche perché c'è stata quella reazione, sia di Trump che di Vance. Quindi davvero suggerisco a tutti di andare a vedere tutta la conferenza stampa perché si capisce molto meglio il contesto. E adesso, Molinari, come fare? È giusto quindi il comportamento della Meloni che cammina sul filo, scrive oggi un quotidiano. Allora, la Meloni dice delle cose corrette quando dice che non possiamo staccarci ovviamente dagli Stati Uniti, quando dice che non deve esserci un'operazione militare o comunque di politica estera europea staccata dagli Stati Uniti. E su questo noi della Lega siamo perfettamente d'accordo. Come sulle truppe, noi l'abbiamo detto per primi, allora, quando dicevi anche tu prima, nel caso in cui si dovesse arrivare a un cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno già detto che non vogliono mandare nessuno. Macron e Stramer si sono proposti per mandare delle truppe europee, la Lega è assolutamente contraria a mandare soldati italiani, peraltro non sulla base di un'operazione della NATO o dell'ONU, ma sulla base di un accordo tra singoli paesi. Quindi penso che l'operazione debba essere quella di tornare a legare la posizione dei paesi europei a quella degli Stati Uniti. Aggiungo, come ha detto il segretario, che se però Salvini, che se però non ci riuscisse, l'Italia deve fare la sua partita, quindi è importante che l'Italia resti sulla posizione degli Stati Uniti indipendentemente da che cosa decideranno Macron, gli inglesi e gli altri leader europei, perché in questo momento è chiaro che avere una posizione sul cessate il fuoco, sulla pace differente da quella degli Stati Uniti, che sono, ripeto, il principale partner dal punto di vista della difesa e il principale sostenitore dell'Ucraina, sarebbe completamente folle, non avrebbe senso. Chiaro. Torniamo ai fatti di casa nostra. Cosa succede questa settimana in Parlamento? Qualcosa di rilevante? La cosa più, c'è la legge delega sul fisco con alcune modifiche sulle sanzioni e poi dovrebbe arrivare, se facciamo in tempo, la legge già approvata al Senato che toglie il test di ingresso alla facoltà di medicina. Questa è una cosa molto importante perché conosciamo tutti il problema che abbiamo dal punto di vista di personale negli ospedali, a reclutare medici, la situazione della nostra sanità, e quindi aprire la facoltà di medicina è il tassello di una strategia per cercare di risolvere questo problema. Assolutamente sì, e ti segnalo anche i nostri ascoltatori applaudono sulla decisione della Lega di proseguire sul fisco, nuova rottamazione, priorità assoluta, scrivono quest'oggi sui quotidiani. Ed è importante chiaramente per i molti che hanno avuto questo problema negli anni e che vorrebbero riprendere, togliersi questo peso, perché anche psicologicamente è un peso terribile sapere che non hai pagato e sapere che prima o poi ti vengono a cercare, tra virgolette, of course. Togliersi questo peso, braccio di ferro naturalmente con Forza Italia. Come finirà? Noi l'abbiamo già detto, continuiamo a dirlo, lo stiamo dicendo da prima dell'approvazione della legge di bilancio. Per la Lega la rottamazione quinquis è una priorità ed è una cosa che va fatta, anche perché oltre all'aspetto che dicevi tu, quindi permettere a tanti cittadini che hanno comunque dichiarato le tasse che dovevano pagare e non sono riusciti a pagarle, oltre che per risolvere un problema a tutte queste persone e a permettere a queste persone di continuare a lavorare in chiaro, perché diversamente se ti sequestrano i conti, ci chiudono la partita IVA, devi lavorare in nero, quindi non c'è un vantaggio né per la persona, l'azienda, né per lo Stato. Il punto è che c'è un grande vantaggio per lo Stato con la rottamazione quinquis, perché noi riusciremo a reintroitare nelle casse pubbliche delle risorse che diversamente sono segnate soltanto sulla carta bilancio. L'anno scorso l'Agenzia delle Entrate ha recuperato 33 miliardi, è una cifra record, quindi questo con buona pace di chi dice che la Lega e il centrodestra sono il governo degli evasori. Non è così. Cioè, le misure che noi abbiamo messo in campo per risolvere le vertenze fiscali hanno portato maggiori introiti alle casse dello Stato. Una rottamazione quinquis che permetta di pagare su 10 anni i debiti farebbe rientrare tantissimi denari
nelle casse dello Stato e permetterebbe, come giustamente dicevi, a tante persone di avere una vita più serena. Quindi per questo è fondamentale e importante riuscire a farla, e noi stiamo battendo tutti i giorni, perché se ci sono delle resistenze ovviamente da Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma riteniamo che sia assolutamente necessario farla. E noi facciamo il tifo da parte anche dei nostri ascoltatori, di chi non ce la fa più. Grazie al capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Grazie a te Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui anche la voce di Sammy Varin, che tra poco accoglierà le vostre voci allo 0292947222. Datemi ancora 5 minuti 5, poi leggo anche i vostri messaggi al 340-6709-659, ma li leggerò anche tra le 11 e mezzogiorno, quando ritorno in onda con voi. Attenzione, faccio un salto solo per un attimo sul quotidiano Il Giornale, perché a pagina 14 c'è la brutta cronaca: trovato morto in casa, giallo a Roma, nessun segno di effrazione o di violenza né tracce di droga, la fidanzata ha scoperto il cadavere del 31enne sul divano, disposta l'autopsia, ma poi Trieste, Liliana Resinovic e l'ipotesi dell'omicidio, è stata soffocata, le indiscrezioni sulla perizia, il GIP aveva smontato l'indagine. Da Lodi, cadavere nell'Adda, è il corpo di Joanna, la babysitter uccisa. Si attende l'esame del DNA per la conferma, trovato anche il borsone. Nell'Ogliastra, ammazzato a coltellate durante il carnevale, adesso è caccia al killer. Il 22enne era con gli amici in strada, colpito al petto al termine di una lite. Si gira pagina e, cambiando di nuovo argomento a pagina 15 del Giornale, nessun tumore è improvviso. Le neoplasie non si sviluppano in poche settimane, ma sono letali perché diagnosticate in ritardo. La necessità degli esami clinici per tutti, lo scrive Melania Rizzoli a pagina 15 quest'oggi del quotidiano Il Giornale. Abbattere la pigrizia, signore e signori, una coloscopia, pap test o mammografia eseguiti regolarmente dopo i 40 anni possono salvare centinaia di vite. Se i cittadini si sottoponessero ai test clinici regolarmente, il tasso di mortalità dei mali cancerogeni più diffusi si ridurrebbe del 50%. Pagina 15 del quotidiano Il Giornale, che si occupa a pagina 18 anche di minorenni violenti e allarme coltelli. Ora risse e omicidi spaventano le città. L'ipotesi carcere già a 12 anni. Che ne pensate? Lo zoom di Maria Sorbi quest'oggi a pagina 18 del quotidiano Il Giornale. L'ultimo rapporto di Criminalpol rileva che l'incidenza dei delitti commessi da under 18 si attesta all'11% degli omicidi del 2024 a fronte del 4% del 2023. Ma c'è un dato più sommerso che dovrebbe preoccupare ancora di più: l'aumento della violenza immotivata, gratuita, senza movente. E l'abitudine maranza dei minorenni a girare con il coltello in tasca da sfoderare al primo battibecco per strada. Francia e Germania hanno già cominciato campagne di prevenzione anticoltelli e forse anche in Italia è arrivato il momento di affrontare il problema? Signori, pagina 18, quotidiano Il Giornale. Questo serve anche per mettervi sul tavolo un altro argomento da commentare al 340-6709-659. Ultime righe con il quotidiano Il Tempo. In prima pagina, vi dicevo, titolo principale: la musa di Zelensky, e la musa è proprio lei, la nostra Meloni. Di spalla l'intervista a Monsignor Paglia sul Papa: la Chiesa è davanti a sfide epocali, la malattia del Papa, messaggio per tutti. Fa pensare chi pensa che il Papa sia morto e oggi diranno che è morto davvero, oppure chi pensa che magari sì, preghiamo per il Papa ma preghiamo anche per i nostri malati. E io invece passo all'editoriale di Tommaso Cerno, vado veloce, intanto apro anche le linee allo 0292947222. Cominciate a occupare le nostre linee. Pure l'Eliseo
si è rotto i macroni, scrive Tommaso Cerno. Per capire davvero cosa sta succedendo, l'errore strategico di Zelensky alla Casa Bianca e il rischio di un'Europa costretta a fare da sola, bisogna seguire due indizi. Il primo, mentre la sinistra italiana, come al solito ossessionata da Giorgia Meloni, sparava su web, giornali e TV sentenze contro il trumpismo, e stavolta ci sono cascati pure i veri esperti di Stati Uniti, l'Europa, dopo anni passati a discutere di etichette del vino, nomi del formaggio, tappi delle bottiglie, farina di insetti vari, si rendeva conto che stavolta doveva uscirne unita, salvando capra e cavoli. La capra sarà anche Zelensky, visto come si è comportato in America, ma i cavoli sono il futuro geopolitico ed economico del continente, che dipende dalla gestione di questa guerra. E così dalla NATO a Starmer, pur con 1000 abbracci e salamelecchi, nell'orecchio hanno sussurrato tutti a Zelensky di darsi una calmata. Il secondo indizio è il ruolo chiave di Meloni, l'unica leader che parla con Kiev e con Washington. E non lo diciamo noi, lo dice un Macron che si è rotto i macroni di essere fuori gioco e che ieri la mal sopportava e oggi ha capito che è meglio averla alleata. 0292947222, a voi la parola. Pronto? Linea caduta, prendiamo la seconda. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Vari. Dunque, se qualcuno avesse ancora avuto qualche dubbio che l'Europa sia un'Europa che si preoccupa del popolo, adesso che vediamo le cifre in miliardi che è stata data all'Ucraina, penso che tante illusioni siano cadute. Oltre a decine e decine di miliardi che gli abbiamo dato, ieri hanno stanziato altri 2 miliardi e mezzo per pagare gli stipendi, le pensioni, la sanità. Benissimo. Nessuno in Europa pensa che questa è l'Europa della banca centrale, che è una banca privata, l'Europa dell'elite. Si preoccupa ad esempio che in Italia le liste d'attesa per la sanità superano un anno. Adesso ci manca che andiamo anche a mandare dei militari in Ucraina e magari dichiariamo guerra alla Russia. Ma questa gente qui ha sbagliato dose o ha cambiato fornitore? Grazie caro, un abbraccio. 0292947222. Interessante sul quotidiano La Stampa, pagina 18, per economia e finanza, la frenata elettrica. Svolta nell'Unione Europea, i popolari mettono all'angolo von der Leyen. Impossibile lo stop alle auto a benzina nel 2035, piano da rivedere. Signori, se lo dice il PPE, forse ce l'abbiamo fatta? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Un accenno sui problemi dei minorenni. A differenza nostra, quando avevamo la loro età, loro non sono più capaci a confrontarsi tra di loro. Noi eravamo costretti a confrontarci all'epoca. Se volevi parlare o bene o male con una persona lo dovevi fare guardandola in faccia. Oggi vivono sul cellulare e quindi non riescono più ad accettare e a resistere al confronto. Quindi risolvono tutto con il coltello o con i bastoni o con quello che hanno. Ma non era questo che volevo dire. Allora, Zelensky ha sbagliato a capire, perché lui pensava di fare lo spaccone come ha fatto per questi 3 anni con Biden e con l'Europa, perché ce li ricordiamo gli atteggiamenti da bullo di periferia io lo chiamo del dittatore ucraino, che ha mandato a morire chissà quante centinaia di migliaia di ragazzi e tanti altri magari sono rimasti mutilati in guerra, sia ucraini che russi, ma comunque lui pensa agli ucraini, ai russi ci pensa da Putin. Questo è andato negli Stati Uniti pensando di fare lo spaccone e ne è uscito spaccato. L'Unione Europea, noi lo sappiamo, ha una collocazione di sinistra e quindi non può accettare un personaggio come Trump che vuole cambiare le sorti del mondo, soprattutto pensando in primo luogo al suo paese, e fa bene da questo punto di vista. Per completare il tutto, semplicemente, questa Unione Europea vedrai che ci creerà un sacco di problemi, perché questi sono nominati che si sono costruiti il loro palazzo d'avorio
e da lì non se ne vogliono andare, anche a costo di mandarci in guerra. Questi sono degli spostati. Ciao, grazie. Grazie. La Stampa titola quest'oggi "Tregua di un mese per l'Ucraina", ma intervista anche Massimo Cacciari. L'Occidente ha fatto vincere Putin, ora l'Unione si apra a Pechino e a Mosca. In centropagina il padre del musicista morto sulla Costa Concordia. La semilibertà sarebbe l'ultima offesa. Non perdono. Schettino. 0292947222. Pronto? Buongiorno, sono Luca di Pioltello, buongiorno, mi identifico come Rider. Senta, per quanto riguarda i minorenni che sono ormai diventati molto maleducati anche nei confronti delle forze dell'ordine, viaggiano coi coltelli in tasca, eccetera, secondo me nasce anche da un'educazione banale, ma che quando si è a scuola, alle elementari, il famoso alzarsi davanti alla maestra non vuol dire essere balilla o qualcosa del genere, vuol dire portare educazione verso chi ha meritato un posto, sperando che sia meritato quel posto, per cui anche l'arroganza che hanno quando vengono fermati, le vediamo su internet che mettono le mani addosso a polizia, carabinieri, perché manca quell'educazione sia ai bambini di rispettare chi è al di sopra o meritatamente è arrivato al di sopra. Per cui parte da un'educazione banale. Questo l'hanno tolto i sinistroidi dicendo non è giusto, i fascistini, i piccoli fascistini, non è fascistini. Quando entra il direttore, la direttrice, il direttore della scuola, tutti in piedi ragazzi, ma non perché lui è un dio, è per insegnare che c'è una scaletta da rispettare. E per quanto riguarda invece Zelensky e l'Ucraina, eccetera, vorrei che la Lega torni a essere la grande Lega, metta sotto ricatto l'Europa. Se voi andate con i militari, noi ce ne andiamo dall'Europa e ti ritorniamo a essere la vera Lega. È molto forte, perché questo è un punto da chiarire. Se voi volete creare una terza guerra mondiale, noi ci distacchiamo dall'Europa e riprendiamo tutti i voti che purtroppo ultimamente abbiamo avuto una piccola discesa. Vi ringrazio tanto e buona giornata a tutti. Grazie per queste belle meditazioni. Oggi sulla Stampa all'interno c'è l'intervista con Emma Bonino. Meloni è una zattera in mezzo all'Atlantico. Conte chiarisca se sta con Salvini o contro. 0292947222. Pronto? Pronto, sono io? Prego, buongiorno. Ciao Sammy, ciao. Ti parlo di diretta voce, tanto visto che non mi rispondi più come mail, ma va bene lo stesso, ti voglio bene lo stesso. Sono Marco da Torino. Che se a volte ne scrivete troppe di mail, troppo lunghe, lunghe. No, siccome le ultime hanno una leggera vena di polemica, io volevo semplicemente fare un appello lo chiamo amichevolmente Sergente Salvini, Sergente Maggiore Salvini, due cose, un consiglio e un augurio. L'augurio è un auspicio che venga una volta in radio, è da un po' che non, cioè è anni ormai che non viene più in radio, che venga ogni tanto a parlare con noi. E la seconda, se dovessimo malauguratamente mandare truppe all'italiana, sai, o di presidio o a fare la pasta asciutta o a distribuire i giochi bambini, insomma truppe italiane, io personalmente in Ucraina e al servizio del giullare di Kiev non le voglio. Mi raccomando Salvini, almeno in questo credimi, te lo dico col cuore in mano, riscattati almeno. Se dovessero mandare delle truppe italiane in Ucraina, fai qualcosa, esci anche da sto cacchio di governo di burattini. Ciao Sammy. Grazie caro. A proposito di mail, sammy.varin@radiolibertà.net, cerco di rispondere, ma a volte mi scrivete di quelle spatafiate, perdonatemi, lunghissime, non ce la faccio a starci dietro, portate pazienza, cercate di scrivere poche righe e io vi rispondo, su questo non ci piove. Meloni e quella tensione coi partner, confronto franco, ma serve la NATO, quindi anche per qualunque situazione, truppe eccetera, serve la NATO. Certo, tra le domande che vi ho fatto questa mattina, sotto c'era anche questa. Che cosa deve fare Salvini? Salvini non è ministro dell'interno, non è anche ministro degli esteri. Gli facciamo fare il ministro degli esteri? È un problema che giustamente quelli di Forza Italia dicono non è compito di Salvini dire queste cose, le può pensare ma non le può dire. Che cosa bisogna fare? Addirittura minacciare di uscire dal governo come Lega?
340 6709 659. Scrivetemi il vostro parere, che poi alle 11 ritorno con voi, quindi vi riprendo questo filo. C'è ancora una chiamata in attesa? No, sono ferme tutte, anzi ce n'è una presa al volo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco. Ti abbiamo preso al volo, Franco. Al volo, vogliamo ancora, meno male, perché volevamo solo i missili, invece vogliamo anche noi. Vai. Senti, io volevo dire solamente questo, che se la Meloni continua a non fare riforme e a baciare Zelensky, non è che ci interessa molto questo governo, perché se tu non fai una riforma, non c'è una riforma. Qui parliamo sempre del nulla, l'unica cosa che fa, gira in giro per il mondo, in Europa, a fare i G7, i G8 e tutte queste cose qui, va a baciare Zelensky, ma non ha capito niente questa qui. Tanto poi decidono loro. Questi parlano, fanno la riunione a Londra, sembrano dei deficienti, tanto poi alla fine decide Putin, Xi Jinping e Trump. Per cui cosa cavolo si preoccupano tanto questi qua? Ti saluto. Grazie. Grazie caro. Quindi la Meloni dovrebbe baciare un po' meno Zelensky, accarezzare un po' meno il gatto di Starmer. Ultima chiamata 0292947222. Pronto? Ciao Sammy del Veneto, buon lavoro intanto. Ciao. Ricordiamo a tutti, non dobbiamo importare l'odio extravergine ucraino, quello no, piuttosto teniamoci quello di Acerbi che è migliore. Ciao Sammy. Grazie, con questa meditazione Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Tra poco l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, poi l'America, poi arriva Giulio Cainarca con la sua auto da fe, poi ritorna, certo è una minaccia, Sammy Varin alle ore 11 con i vostri messaggi e altre argomentazioni sul piatto. Buona mattinata. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce